malinconico. Malinconico. Poi all'improvviso Che fai? un ronzio lo distrusse ai suoi pensieri. Era nave e come tutti sanno le api fanno il nido. Quindi Cosa fa Vitti? Cosa legge? Corse alla porta e cominciò a seguire l'ape attraverso la foresta. Chi è? Pooh? Sì. Continuando a inseguirla, Winnie Pooh giunse proprio nel cuore del bosco, dove l'ape andò a rifugiarsi in un grosso buco nel tronco di un albero. Winnie Pooh era al settimo cielo, aveva trovato un tesoro, cominciò ad arrampicarsi sull'albero e si sistemò sull'albero più vicino al nido delle api. Generalmente gli orsetti non sono infastiditi se qualche ape rosa loro attorno. Tieni le corna. Ma quando un intero sciame volò sulla sua faccia, il povero Winnie Pooh perse l'equilibrio e cadde in un cespuglio ai piedi dell'albero facendo un gran tonfo. Oh povero me, disse piagnucolando, ma non è troppo presto perché nel cielo ci siano le stelle. Brutta. Cosa legge Vittorio? Cosa legge? Winnie Pooh. Proprio in quel momento Winnie Pooh sentì che qualcuno lo stava chiamando. Era il suo amico Christopher Robin, suo scemo nome, che tutto contento gli disse: Pooh, guarda il mio nuovo palloncino! Molto bello, rispose Winnie Pooh. Saresti così gentile da prestarmelo solo per un minuto? A Winnie the Pooh era venuta una fantastica idea. Prima di tutto si rotolò bene in una pozza di fango. Ehi, è mio Vittorio. No. Poi Sì, è mio. No, è mio Vitti. No, è mio Vitti. No. No, Meravigliato. è mio. È meravigliato. Lascialo stare, è mio. Afferrò la cordicella del È mio. palloncino e si sollevò Sì. nell'aria. Brutta. Volando verso Brutta. le ali delle api. È mio Vittorio. Con tutto questo fango addosso le api No, è mio babbo. Ah, è mio papà. di pioggia e Pure Vittorio è mio. soddisfatto. Il mio Vittorio. No, è mio. Ho detto che è mia mio. Arianna. È mio Winnie Pooh. No, è mio Winnie the Pooh. Sì, è mia mio. Arianna. Dai, dai, è mio Winnie the È Pooh. mia Arianna. E guarda cosa c'hai tu. Guarda cosa tieni. Mamma sta piegando Ari, le cose. e guarda. Sto scassando il libro.